Sono una piuma abbandonata al vento della fiducia di Dio. Nacque, ultima di 10 fratelli, a Bermensheim, nell'Assia Renana, nell'estate del 1098, un anno prima che i crociati conquistassero Gerusalemme. Le visioni di Hildegarda sarebbero iniziate in tenera età e avrebbero contrassegnato tutta la sua esistenza. All'età di 8 anni, a causa della sua cagionevole salute, era stata messa nell'abbazia di Disibodenberg dai nobili genitori Ildeberto e Matilda di Wendersheim. Qui fu educata da Giutta di Sponheim, giovane aristocratica ritiratasi in monastero. Hildegarda prese i voti tra il 1112 e il 1115 dalle mani del vescovo Ottone di Bamberga, che 20 anni più tardi la consacrerà di nuovo come badessa. Fondatrice del monastero di Bingen am Rhein, Hildegarda fu spesso in contrasto con il clero della Chiesa cattolica. Tuttavia, riuscì a ribaltare il concetto monastico che fino ad allora era, e per molto tempo ancora sarebbe rimasto, inamovibile, preferendo una vita di predicazione aperta verso l'esterno a quella più tradizionalmente claustrale. Quando ormai era ritenuta un'autorità all'interno della Chiesa, Papa Eugenio III, nel 1147, lesse alcuni dei suoi scritti durante il Sinodo di Treviri. In tale occasione fu autorizzata a scrivere ed esporre in pubblico le sue visioni.
Ha studiato a lungo, occupandosi di teologia, musica e medicina. Ha lasciato alcuni libri profetici: lo Scivias, Conosci le vie, il Liber Vitae Meritorum, libro dai meriti della vita, e il Liber Divinorum Operum, libro delle opere divine. Non ebbe timore di uscire dal monastero per conferire con vescovi e abati, nobili e principi. In contatto epistolare con il monaco cistercense Bernardo di Chiaravalle, sfidò con parole durissime l'imperatore Federico Barbarossa, fino ad allora suo protettore, quando questi oppose 2 antipapi ad Alessandro III. L'imperatore non si vendicò dell'affronto, ma lasciò cadere il rapporto di amicizia che fino ad allora li aveva legati. Papa Giovanni Paolo II, in una lettera per l'800° anniversario della sua morte, salutò in Hildegarda come luce del suo popolo e del suo tempo, e la profetessa della Germania, la donna che non esitò a uscire dal convento per incontrare, intrepida interlocutrice, vescovi, autorità civili e lo stesso imperatore, Corrado III di Svevia o Federico Barbarossa, e non esitò a fondare monasteri e parlare alle folle. Il 10 maggio 2012 Papa Benedetto XVI ne estese il culto liturgico alla Chiesa universale. Il 7 ottobre 2012 lo stesso Papa Benedetto XVI proclamò Santa Ildegarda di Bingen dottore della Chiesa universale.